di un'emergenza. L'emergenza no di poche, di informazioni hanno tante, le reti non sa usata, vedute subite, però le informazioni come per solite è un settore complesso, ecco, con noi ad esempio per Friuli Sera vin Fabio Folisi, che non dei porsi in presce, che dopo le rete per informare, per dare un'informazione un po' differente. Buondì, benvenute. Buongiorno. Dunque, allora, prima di tutto, facessi una proposta anche a chi che sono le persone che vogliono un'informazione, prima di tutto meditate, ma anche, insomma, in che le persone, i giornalisti, possono anche impegnarsi per un'informazione differente. Ecco, disin che sì, in situazione emergenziale, chi in Friuli, ma anche se volin a Trieste, ecco, disin che un'informazione, disin così, alternative, fur dai green groups e schiarsissime, chi di no. Sì, è scarsa ed è soprattutto molto concentrata perché in realtà il gruppo che fa diciamo leader in questo momento è uno, quello che è l'editore del Messaggero Veneto del Piccolo, che oltretutto è anche un gruppo editoriale nazionale, quindi con logiche che travalicano secondo me le esigenze anche di informazione di natura regionale, nel senso che risponde a logiche che sono più centraliste che locali, insomma questo è sotto gli occhi di tutti, lo si vede proprio sfogliando anche gli stessi due quotidiani che ormai sono sostanzialmente quasi la fotocopia uno dell'altro, insomma. Sì, a parte il Piccolo che ha un po' più di spazio anche l'informazione di Slovenia e Croazia, che investe il Messaggero, sa me che ad esempio il Friuli neanche non confini con le Slovenie, non è una critica, è solo un'osservazione di persone interessate, ecco. No, certo, poi ognuno fa le scelte editoriali che vuole, dobbiamo sempre pensare che sono attività comunque editoriali private. L'unica diciamo, attività che non è privata dovrebbe essere quella della RAI, che dovrebbe garantire un servizio pubblico, ma riapriremo poi un ragionamento che ci porterebbe lontano. Però il dato di fatto è che comunque le scelte editoriali fatte da quel gruppo prevedono sostanzialmente, in una logica che loro dicono di sinergia per il sostentamento economico, prevedono però sostanzialmente che molte pagine, dall'economia, la pagina della regione, le pagine culturali, purtroppo, per esempio questo è un limite, il Piccolo era abbastanza famoso per delle pagine culturali Sì? diciamo create nella redazione di Trieste, invece adesso con la nuova svolta decisa dal gruppo GEDI, questo è il nome del nuovo gruppo editoriale, verranno realizzate a Torino nella redazione della Stampa. Quindi voglio dire, è chiaro che si perde un pezzo anche di collegamento con i territori, e questo secondo me è un limite molto forte. Oltretutto può provocare anche un'omologazione di natura culturale che non va bene, insomma, cioè, io lo ritengo comunque un limite. Poi è chiaro che la reazione dovrebbe essere esterna, perché quel gruppo fa le sue scelte, dovrebbe nascere qualcosa di più nei vari territori della regione, e questo ci sono delle difficoltà, una parte anche di natura istituzionale, perché la promessa legge sull'editoria che all'inizio della legislatura è stata fatta già dalla Serracchiani invece non ha visto la luce. Sì, io non l'hai Nonostante vedute, tante, no, ho discutevi anche ieri con tune persone sempre dal settore e dite, ma e che ste lei sull'editoria? Ad esempio, hanno fatto anche in Veneto, che è una regione a statute ordinari, hanno fatto des leis, ad esempio sull'editoria radiotelevisiva e sull'editoria in generale, che proprio anche mo non si è vedute. Certo, l'hanno fatta in Veneto, l'hanno fatta in Emilia, l'hanno fatta in molte regioni. Qui sono state fatti, io so che sono stati fatti degli incontri con la Sostampa e con l'Ordine dei giornalisti e la regione, però poi alla fine, siamo alla fine della legislatura e nulla di concreto sta arrivando. Certo, non è che poi attraverso una norma di quel tipo si riesce a risolvere il problema, però comunque poteva essere
un incentivo anche, e anche con degli incentivi economici non so, sulle piccole emittenti radiofoniche, visto che sono in radio, ma anche sui siti web, visto che l'orientamento politico sarebbe quello anche di sostenere una buona informazione nel web. Però è chiaro che sono state solo chiacchiere a questo punto, quindi bisognerà attendere per il futuro. Non so quanto però l'attesa non trascinerà ancora di più nell'oblio testate, emittenti. Sì. È da poco il fallimento di Radio Fantasy, le cui frequenze sono state acquisite da un emittente nazionale, e quindi anche lì si perde un pezzo di informazioni e di cultura territoriale. Purtroppo conosco anche bene le storie e si sarebbe potuto evitare. Comunque, dunque, però, Walter, se facesse anche une proposte come Friuli Sera e-Paper, proprio di coinvolgimento delle persone per avere un'informazione in giornata, anche alle luci dei vostri numers. Sì, allora noi stiamo tentando un'operazione che sarebbe una sorta di azionariato popolare, diciamo così. Cioè noi proponiamo che le persone, pur essendo adesso il giornale online free, cioè libero accesso, proponiamo una sorta, chiamiamola abbonamento, in realtà è una donazione, che si ripeta nel tempo tramite i sistemi PayPal, quindi 10 euro al mese da dare col sistema PayPal, che consenta di avere quella massa critica economica per sostenere la testata e soprattutto farla diventare sempre di più diciamo legata alla gente e ai territori. Questo per esempio verrà fatto per chi si associa a questo tipo di logica, una volta al mese verrà fatta proprio un'assemblea di tutti questi mini soci che discuteranno della linea editoriale del giornale, dei problemi che ci sono e dovrebbero diventare anche collettore delle informazioni che arrivano dai territori. Cioè, è chiaro che è un primo abbozzo di un modo nuovo o un tentativo di un modo nuovo di fare anche del giornalismo territoriale. Vedremo se ce la facciamo. La risposta in questo momento è, devo dire, c'è una risposta soprattutto di interesse, ovviamente ancora non si è percepito con precisione il meccanismo, però è chiaro che ci vorrà un po' di tempo perché questo avvenga. Ecco, anche perché è un progetto interessante, il progetto Friuli Sera e-Paper ha anche un sito internet in cui potesse vedere le possibilità, se anche accedi a una serie di servizi, sale paper.it, e-paper.it, e che ci ha anche tutte le informazioni anche per poter aderire, insomma, e